Amici di Directa Sport, benvenuti al campo comunale di Barisardo per seguire il match fra Barisardo e Tonara. Un saluto da parte di Daniele Floris e dalle immagini di Andrea Farris. Il Barisardo per provare a raggiungere il primo posto in classifica a meno 4 dall'Arborea. Dall'altra parte invece il Tonara in crisi di punti a meno 5 dalla zona play-out. Gli arbitri di questo pomeriggio saranno Nieddu, Solinas e Novelli. La sezione è di Sassari. Andiamo a vedere quelle che saranno le formazioni di questo match. Partiamo dalla formazione di casa. Dumbia in porta con la numero 1 7 con la numero 7 Joseph Dennis, con il numero 3 Milone Gennaro, con il numero 5 Mabo Madou Otiel Manes, con il numero 4 Diaz Bragadavi, con il numero 14 Fanni Michele, con il numero 10 Ruggio Fabio, con il numero 9 Ortiz Cortes Geri Alberto, con il numero 6 Cozanzo Ion Saint Servais, con il numero 11 Aimi Felipe Gabriel e con la numero 2 Moussa Mamadou Salifou. Dall'altra parte invece abbiamo un Tonara che si schiera in campo con la numero 1 Sanna Sandro, con il numero 8 Anziani Enrico, con il numero 3 Recano Gianluca, con il numero 13 Murru Giuseppe Nicolò, con il numero 26 De Murtas Giampietro, con il numero 5 Ducure Caramoco Junior, con il numero 6 Testa Emanuel, con il numero 21 Melis Francesco, con il numero 9 Manca Antonio, con il numero 44 Sao Michele e con il numero 7 Mameli Michele. Si schierano le formazioni in campo, come vedete dalla nostra grafica. Attaccherà il Barisardo da sinistra verso destra, viceversa invece il Tonara maglia rosso-nera. Sarà proprio la formazione ospite a dare via a questo match, che è valido per la sesta giornata del campionato promozione in Sardegna, girone B. Manca solo il fischio dell'arbitro e poi si può iniziare il match. Ricordiamo che il Barisardo arriva da una vittoria in casa contro il Siniscola per 3-1, dall'altra parte invece il Tonara perde 2-3 contro il Bitesse in casa. Sicuramente oggi non è una partita difficilissima perché si sfida la seconda contro l'ultima in classifica. Inizia adesso Barisardo Tonara, il primo pallone viene giocato subito in avanti. Con la testa Anziani, ha recuperato però subito il Barisardo, ci ha provato Moussa a mandare in avanti a cercare un compagno, sarà rimessa la prima a favore della formazione di casa. Con le mani Milone andrà a battere, cercare un compagno, la testa il giocatore del Tonara si lotta poi al centrocampo, palla alta, la colpisce Mabo, alla fine ci è arrivato poi Murro su questo pallone, ha recuperato però il Barisardo con Fanni che ha cercato un pallone in verticale, non è riuscito però a servire in avanti il Ruggio. Fanni all'indietro, Diaz gira per Milone, Moussa, ancora Milone, direttamente dalle parti di Dumbuya che va a lungo alla zona di Yeboah che non riesce a spizzare, bensì il pallone viene colpito da Mameli, sarà rimessa laterale per il Barisardo in zona offensiva. Con le mani Fanni gira il pallone all'indietro verso Diaz, avanza il numero 4, poi scarica sulla fascia destra dove c'è Mabo, il pallone in avanti a cercare un compagno, la testa di un difensore del Tonara che spedisce il pallone direttamente in fallo laterale. Siamo giunti dunque al secondo minuto di gioco, è 0-0 fra Barisardo e Tonara. Con le mani Mabo, subito in avanti a cercare poi la testa di Ortiz, alla fine il pallone lo raccoglie direttamente Sanna. Recano, si deve ripetere perché Ortiz era all'interno dell'area di rigore. Si riparte al fischio dell'arbitro. Recano, palla lunga,
cercare un compagno, alla fine Mabò. Rimessa laterale a favore di Testa Manuel, classe 2004, numero 6 del Tonara. Viene incontro anche Sau, alla fine Testa non riesce a trovare il pallone per anziani e allora ricomincia da dietro Cocanzo. Milone per Diaz. Mabò. Milone. Palla in avanti a cercare Ortiz, non riesce ad arpionare il pallone, allora Mameli, il rilancio nella zona di nessuno, allora può raccogliere Diaz. Cocanzo, Mussa, avanti per Ortiz, il pallone arriva però dalle parti di Aimi che non riesce a servire poi Ortiz lì vicino, alla fine però recupera comunque Yeboah che si appoggia da Mabò. Pallone per Ortiz, ancora Mabò, c'è lì vicino ancora il 9, preferisce però andare da Aimi, alla fine ha recuperato poi il Tonara in posizione centrale, l'arbitro non fischia il contatto, recupera palla Aimi, pallone dentro per Yeboah, la chiusura molto buona di De Murtas in fallo laterale. Pallone centrale, Mabò verso Yeboah, troppo lungo, rimessa dal fondo, anzi no, c'è stata una deviazione e allora sarà calcio ad angolo, il primo a favore del Barisardo. Non ci sono state occasioni importanti in questo inizio di gara quando siamo giunti al quinto minuto di gioco. E allora dalla bandierina andrà Mabò, in mezzo è salito anche Diaz, ultimo uomo Yeboah, al limite c'è anche Fanni che potrebbe andare anche a una conclusione in caso di respinta dalla difesa del Tonara. Fischia l'arbitro, pallone nel cuore dell'area di rigore, Sanna allunga in rimessa laterale, sempre in zona offensiva, questa volta al lato destro del campo. Se ne incarica Mussa di battere questa rimessa laterale. Pallone centrale, Ortiz, ancora Mussa, 1 contro 1. Mussa a pallare indietro per Mabò, al centro, ha messo poi fuori Recano, recupera poi palla Melis, si gira il 21 che poi subisce il fallo da Mabò, calcio di punizione per il Tonara. Protesta anche al centro del campo Mabò, si riparte con il possesso per Recano che può allargare con il numero da parte di Manca, non riesce a sfondare poi nella difesa, bensì conquista una rimessa laterale che andrà poi a battere Mameli. La rimessa poi in mezzo a Mameli, alla fine Dumbuya raccoglie il pallone. Milone, Diaz, avanza il numero 4 con palla a Mabò, Diaz preferisce andare da Yeboah, la testa di Doucouré a centrocampo, ci prova De Murtas, alla fine Recano attaccato da Aimi, pallone all'indietro per Doucouré, Sanna, rischioso questo pallone, alla fine se la cava la difesa del Tonara, poi non riesce Mameli a mantenere palla, bravissimo Yeboah che si guadagna il secondo calcio d'angolo di questo primo tempo a favore del Barisardo. Otto minuti, 0-0. Ortiz dalla bandierina. Va Ortiz,
questa volta sul secondo palo la testa di Diaz con un fallo, calcio di punizione. Può respirare la difesa del Tonara dopo aver subito un po' di pressione da parte del Barisardo, con qualche errore anche da parte della difesa. Gestisce ora Doucouré. Mameli, ancora Doucouré, attaccato da Ortiz, costretto a rilanciare nella zona di manca la testa di Diaz. Riesce comunque a raccogliere il pallone Fanni, che poi subisce fallo da De Murtas. Allora calcio di punizione a centrocampo, fischia dell'arbitro Nieddu, possesso per il Barisardo. Moussa arriva su questo pallone, si accentra il numero 2 con l'esterno, 1-2 con Ortiz, ancora Moussa che cerca l'imbucata per Aimi. Alla fine ha recuperato Mabo a centrocampo e c'è spazio sulla destra con Moussa, ricevuto la sfera da Mabo. Coccanzo allarga nella zona di Fanni, parallela verso Yeboah, sfonda Yeboah, passa in mezzo a due, però su Mameli che poi subisce fallo. Dunque commette il fallo Yeboah, calcio di punizione che può far respirare il Tonara. Sta gestendo bene anche questo inizio di primo tempo. La formazione di Cadedu Roberto. Palla lunga, cercare Melis, la testa di Fanni e poi rimessa laterale. De Murtas è andato a rifugiarsi. Fanni, Diaz, Milone, c'è Moussa. Milone preferisce tornare da Diaz, non accenna pressione Melis. Milone, Moussa, ancora Milone, Diaz, non c'è spazio, allora preferisce però andare al rilancio verso Yeboah contro il difensore del Tonara Mameli. Alla fine spedisce le pallone in rimessa Recano e allora Fanni rincomincia da Diaz, baricentro che si alza da parte del Tonara. Milone, ancora a lungo, sempre nella stessa zona e sempre Mameli a colpirla, manca, non riesce a gestire palla, recupera invece Coccanzo. Diaz, Mabo, Moussa si è allargato sulla destra, attaccato da Sau, alla fine riesce a gestire comunque con Milone, palla in avanti a cercare Aimi, gamba alta da parte di Doucouré. Nessun fallo secondo l'arbitro, si prosegue allora a giocare. Mabo, pallone verso Ruggiu, si gira bene Ruggiu, fine deve servire qualche compagno per non perdere palle, bravissimo poi a gestire con Mabo. Coccanzo, applausi anche del pubblico. Fanni, sovrapposizione di Yeboah che poi va a cercare Aimi, chiuso bene da Doucouré, con il corpo riesce a difendere, alla fine non riesce a trovare la rimessa dal fondo, poi il pallone indietro. Mabo, ricevuto da Cosanzo. Moussa alza il pallone, secondo palo Cosanzo in posizione forse irregolare, non si alza la bandierina del primo assistente dell'arbitro e allora recupera il pallone Sanna. Doucouré, pallone lungo, cercare manca, prova a fare sponda da Melis, recuperato Diaz che poi rincomincia da dietro. Doumbouya, Milone, Mabo, Moussa, palla in avanti in verticale a cercare la corsa di Aimi, troppo lunga la sfera che poi viene raccolta da Sanna. Lì vicino la gioca per Recano. De Murtas, Recano, alza il pallone col sinistro, è bravo a difendere il pallone Sau con il corpo, alla fine riesce a prendere la testa. Occhio perché c'è Melis centrale, palla proprio per il 21, non riesce però
ad avere intesa con il proprio compagno, recupera Diaz che poi alza la sua posizione. Ruggiu si accentra col sinistro, verticale bellissima, in posizione irregolare, si alza la bandierina, infatti fischio dell'arbitro, fuori gioco che forse non c'era, perché Yeboah si è visto poi partire in posizione regolare, l'arbitro ha visto diversamente, allora calcio di punizione a favore della formazione ospite. Sanna, Doucouré, palla lunga per Manca, esterno con deviazione, rimessa laterale per il Tonara. Con le mani Mameli, palla all'indietro, Doucouré, adesso si alza il baricentro del Tonara con la pressione però che funge da parte del Barisardo. Cocanzo, palla all'indietro rischiosa per Milone, riesce comunque a trovare il numero 3. Mussa, Mabo, gira il pallone per Diaz, avanza il numero 4 chiuso da Melis e poi Ortiz. Mussa sulla verticale, Aimi servito proprio in questo momento, all'indietro Ortiz, l'1-2 con l'11, si gestisce il pallone. Mabo a centrocampo vicino Cocanzo, Mabo va da solo in mezzo a due, alla fine serve il compagno, ci arriva comunque Cocanzo. Fanni, bravissimo il Barisardo a tenere il possesso con Milone, palla lunga con il destro, cercare Yeboah contro Mameli, 1 contro 1, Yeboah riesce a stoppare in area di rigore, non trova lo spazio, poi spalla alla porta, riesce comunque a gestire questa sfera. Cocanzo, pallone all'indietro, De Murtas in pressione, Cocanzo torna all'indietro da Diaz che salta il 26, Diaz va da solo, Yeboah 1-2, palla al centro, fallo su Fanni, calcio di punizione da posizione invitante quando siamo arrivati al 15° minuto, il risultato è sempre sullo 0-0, non ci sono state occasionissime né da una parte né dall'altra, c'è però questa occasione che potrebbe fungere su calcio di punizione. Sistema la barriera l'arbitro, sul pallone c'è Aimi e Ortiz. Vedremo chi andrà a battere. Aimi col sinistro, Ortiz con il destro. Credo che andrà a battere proprio il numero 9 del Barisardo. Manca solo il fischio di Niedu. Fa Ortiz, barriera piena, calcio di rigore. Tocco di mano, calcio di rigore. È giallo per Doucouré. Giallo arrivato al 16° minuto. Calcio di rigore per il Barisardo. Sistema il pallone sul dischetto, proprio colui che è andato a battere il calcio di punizione. Ortiz contro Sanna, nessun dubbio per l'arbitro che ha visto subito un tocco di mano all'interno dell'area di rigore da parte di Doucouré. Occasione per passare in vantaggio. Fischia da parte dell'arbitro. Va Ortiz, schiazza Sanna in vantaggio e il Barisardo, 17 minuti sul cronometro, 1-0 ha segnato Ortiz. Rigore perfetto di Jerry Ortiz, classe 1992. Ed è il primo gol in questo campionato, in questa stagione.
Avanti dunque il Barisardo con un Tonara che aveva gestito bene questi 17 minuti in difesa. Adesso tocca reagire sicuramente con qualcosa in più, con qualcosa che non si è visto in questo inizio di primo tempo. Sbaglia qui il tocco Anziani, regala palla, regala il possesso con la rimessa laterale che andrà a battere Milone. Ortiz, autore del gol, viene anticipato da De Murtas. Doucouré con il destro va a cercare in avanti, manca, esterno, lungo per Melis, bravissimo Diaz a recuperare palla. Mabo, Milone, Musa, Mabo, destro lungo, ha cambiato la posizione Ruggiu con Yeboah, recupera palla il Tonara a centrocampo senza fallo. Ruggiu che cerca l'imbucata verso Aimi, alla fine ha recuperato Sanna. Doucouré, Sanna lascia passare però per Recano, sinistro lungo, cercare Melis contro Milone, vince il 3 del Barisardo, nessun contatto giudicato irregolare da parte dell'arbitro. Diaz, Cocanzo, Fanni, Milone, chiama palla Musa, preferisce andare da Mabo, adesso Musa con l'esterno, Mabo, Ortiz, Suola e poi imbucata laterale per Musa, non funziona, rimessa laterale per il Tonara. Con le mani in testa, in avanti, ha cercato Anziani, alla fine ha recuperato il Barisardo che sta gestendo benissimo questo primo tempo, sempre nella metà campo del Tonara. Mabo non riesce però a trovare spazio per andare verso la porta, è arrivato comunque il vantaggio su il tiro dal dischetto dagli 11 metri da parte di Ortiz, 1-0 al 20° minuto. Mabo ci prova da fuori, conclusione abbastanza larga, chiede scusa anche ai compagni, è stata però una buona intenzione da parte del numero 5 perché, come ho già detto in precedenza, non si trova tanto spazio all'interno dell'area di rigore. Chiude bene la difesa del Tonara che è stata un po' sfortunata sul calcio di punizione di Ortiz. Recano adesso in difficoltà, la pressione su Sanna e il fallo da parte di Ortiz permette al Tonara di respirare e di guadagnare soprattutto metri. Recano, palla lunga in verticale, Musa in anticipo, Sau riesce comunque a strappare il pallone. Sau, Melis cade giù con un fallo, calcio di punizione della tre quarti del Barisardo a favore del Tonara. Andrà a battere Recano con il numero 3. Cinque uomini a ridosso dell'area di rigore, arriva anche il sesto che è Sau, fischia dell'arbitro. Recano, secondo palo, pallone però troppo verso il portiere che non riesce a bloccarla in un primo momento, bensì in un secondo. Doumbouya, Milone, Musa, anzi no, ha toccato a Cocanzo, Milone, Diaz, Fanni, verticale per Aimi, cerca un pallone lungo per Ruggiu, ha chiuso Doucouré, riesce anche a girarsi e a mandarla in avanti per Manca che non arpiona questo pallone. Fanni, Mabo, Cocanzo, Musa,
Milone, Diaz, alza il pallone verso Mussa, l'ha messa fuori Doucouré nella zona di Melis che è solo e consente anche di gestire il possesso lungo al Barisardo. Haimi, Fanni, Ruggiu, palla all'indietro, Diaz, lungo verso Yeboah, posizione irregolare, Yeboah 1 contro 1 con testa, Yeboah riesce a superarlo, poi col sinistro cerca il tiro verso la porta, non lo trova, palla larga, rimessa dal fondo. Altro tentativo da parte del Barisardo con un tiro a ridosso dell'area di rigore. Qui Yeboah poteva fare qualcosa in più. Recano ha messo di nuovo il pallone in posizione irregolare, infatti si alza la bandierina del secondo assistente dell'arbitro Novelli. Calcio di punizione per il Barisardo che è in vantaggio 1-0, lo ricordiamo, siamo al 24esimo minuto, il gol è arrivato al 17esimo su calcio di rigore, l'ha trasformato Jerry Ortiz, classe 1992. Mabo, Mussa, ancora Mabo, c'è Cocanzo in posizione centrale, servito e c'è spazio, può avanzare il numero 6, arriva Fanni in sovrapposizione sulla sinistra, pallone per Mabo che poi va centralmente da Haimi, allarga nella zona di Mussa, Yeboah, Haimi, sinistro centrale, alza il pallone Ortiz per Yeboah, riesce a saltare testa, Yeboah arriva Sauda dietro con il sinistro a spedire il pallone in rimessa laterale, zona offensiva per il Barisardo che vuole comunque gestire con calma questo pallone, possesso che ovviamente viene favorito alla formazione di casa. Siamo quasi arrivati alla mezz'ora. Yeboah, Mussa, tira il pallone centrale verso Cocanzo, poi Diaz, attaccato da De Murtas, Diaz va da solo, poi allarga nella zona di Mussa, c'è spazio anche per Yeboah, Mussa preferisce andare sul secondo palo, lunga a cercare la testa di Ortiz con un fallo perché ha spinto il difensore Doucouré e allora calcio di punizione per il Tonara. Partita abbastanza equilibrata nonostante poi il vantaggio del Barisardo. Comunque si vede che l'allenatore Roberto Cadeddu della Tonara aveva preparato bene questa partita in zona difensiva come già sta facendo in questo primo tempo, visto che non è facile giocare contro la seconda in classifica quando si ha 0 punti. Mabo, pallone che viene girato sulla destra, Mussa, Yeboah, Sawi in pressione, Yeboah non riesce a girarsi, allora scarica centrale su Mabo, Cocanzo allarga sulla sinistra, Fanni, esterno centrale per Ruggiu che riesce a saltare De Murtas in un primo momento, poi recupera palla L26 solo per un attimo. Cocanzo, Mabo sbaglia il tocco, regala palla a Sau solo per un momento, recupera bene poi Ortiz, Mussa, c'è spazio sulla sinistra dove c'è Diaz, Mabo servito in questo momento il numero 4 del Barisardo che poi avanza, cerca di superare anche a Murro, poi alla fine Mussa, bello il numero di Cocanzo, poi Haimi si gira a sinistro, Haimi 2-0 per il Barisardo, doppio vantaggio, è riuscito a trovare spazio questa volta la formazione di casa, bellissima azione, 2-0. Sono 28 i minuti sul cronometro.
2-0 per il Barisardo, che ha nettamente gestito al meglio questa mezz'ora di primo tempo. Alla prima conclusione verso la porta è riuscito a trovare il gol dopo il calcio di rigore di Ortiz. 2-0. Doucouré. Guarda che poi tua moglie se ne cerca un altro di Zagnolo. Palla all'indietro, Sanna. Calcio lungo. Una zona di Sau che ha scambiato la posizione con Manca. Stessa cosa che ha fatto poi Yeboah con Ruggiu. Pallone imbucato per Manca. Manca in aria, Manca! Chiuso da Mussa, calcio d'angolo. Il primo a favore del Tonara. Aveva imbucato Murru il pallone per il 9. Non è riuscito però a centrare i pali di Doumbouya. Allora De Murtas dalla bandierina. Sono 6 in area di rigore. Palla sul primo palo, ha messo fuori Ortiz. Aimi, può scattare un contropiede. Pallone centrale verso Yeboah. Controtesta, Yeboah anticipa il numero 13, poi cade senza fallo. L'arbitro gli dice di rialzarsi. Yeboah non si lamenta neanche per così tanto. Recupera il pallone sano. Recano, De Murtas, Anziani, De Murtas, Morru, l'1-2 col 26, stessa cosa con Recano, poi Anziani, destro profondo, nella zona di Sau c'è stata forse una deviazione, no, e allora rimessa per il Barisardo. Con le mani Milone. Mussa rincomincia da dietro. Doumbouya. Dias. Mabo all'1-2 col 4. Si accentra e sale. Poi l'imbucata era buona ma ha chiuso comunque Recano. Anziani. Sinistro che non arriva dalle parti di Melis, recupera comunque Mussa. Mabo. Ruggiu. Fanni. Dias. Milone. Palla centrale. Coccanzo, ancora Milone. Gestisce il possesso il Barisardo con Dias. Palla lunga, Yeboah, buono il controllo, torna all'indietro, Milone, Coccanzo, Mabou, movimento di Ruggiu servito troppo lungo, alla fine richiama un fallo di mano che non c'è, ma Melis si rifugia in fallo laterale, dunque rimessa per il Barisardo sul lato sinistro del campo, già battuta, Ortiz 1-2 con Fanni. Sinistro in mezzo, secondo palo, non c'è Yeboah, la testa di testa, poi ci arriva comunque Yeboah che preferisce però guadagnarsi la rimessa. 1-2 con Aimi, poi Mussa, Dias, gira il pallone per Milone all'indietro, Aimi, ancora Milone. Dias, tutti nella metà campo del Tonara. 1-2 con Ortiz, non passa con la posizione di Murru. Mameli, ora bene, palla Mabo. Mussa, gira per Aimi, non fa movimento Yeboah, poi alla fine bravissimo, per modo di dire, Doucouré, non ci arriva Sanna, non c'è intesa fra i due. Terzo calcio d'angolo in questo primo tempo per il Barisardo. È rimasto a terra Dias. È arrivato
Arriva subito l'arbitro ad accettarsi delle condizioni del numero 4 del Barisardo, classe 2000. Viene richiamato anche lo staff medico. Dunque Barisardo che cosa difficile pure vederla da vicino. Barisardo che dunque dicevamo sale a quota 14 in classifica, a meno 1 dall'Arborea che ovviamente deve e sta giocando anzi contro il Posada, addirittura sta perdendo per 1-0, dunque meno 1 dal primo posto con questo doppio vantaggio del Barisardo. Si rialza Diaz che poi sicuramente rientrerà dopo il calcio d'angolo battuto da Ortiz, autore del primo gol su calcio di rigore al 17° minuto del primo tempo. 10 contro 11 solo per un attimo, fischia l'arbitro, si può tornare a giocare. Ortiz dalla bandierina, secondo palo la testa di Mabo con un tocco da parte di un difensore del Tonara, così dice l'assistente dell'arbitro. Calcio d'angolo dall'altra parte, numero 4, secondo consecutivo. Questa volta è Ruggero ad andare a battere, è tornato Diaz in campo, addirittura va a saltare. Ruggero col sinistro, palla verso Sanna che riesce a spedirla poi sul secondo palo. Diaz contro Ducouré, il pallone alla fine non è uscito, riesce a mantenerlo in campo il numero 5 del Tonara, che poi subisce anche fallo, anzi no, si guadagna una rimessa laterale che andrà a battere Mameli. Primo tempo comandato dalla formazione di casa, 0 occasioni invece dall'altra parte per il Tonara. 2-0 il risultato al 35° minuto, scoccato proprio in questo momento. I gol che sono arrivati al minuto numero 17 su calcio di rigore trasformato da Ortiz, e poi un sinistro bellissimo di Aimi che trova il suo secondo gol in questa stagione. Arrivato al 28°. Rimessa dal fondo per il Tonara. De Murtas, Recano, ancora De Murtas, palla centrale, Ducouré, Mameli, riesce a saltare un giocatore del Barisardo, ancora Mameli con all'1-2 con Manca che ha riscambiato la posizione con Sau. Mussa, Milone, Yeboah, ancora Milone, gira il pallone all'indietro per Mussa. Mabo, Diaz, Mussa, Milone, va dalle parti di Diaz. Mameli non riesce a chiudere in scivolata, recupera allora Ruggio, centrale per Aimi, sinistro lungo, Yeboah, 1 contro 1 con testa, posizione regolare, Yeboah non entra in aria, Ruggio scarica su Mussa, palla all'indietro, Milone gestisce bene, palla il Barisardo. Mabo, centrale, trova spazio in qualche modo Cocchianzo, che poi non riesce a trovare l'imbucata di Ortiz. Ha recuperato dunque il possesso il Tonara con Manca sulla destra,
Chiusura ad avversari, riesce comunque a mantenere il possesso. Murru alla fine Mameli in rimessa regalata al Barisardo. Diaz, Cocanzo, Diaz, Milone, Mussa, Yeboah sulla posizione di Mussa, Ortiz, Mabo, Cocanzo, Roulette e poi Diaz. 1-2 con Aimi. Diaz alza il pallone per Yeboah, troppo lungo, preferisce non sforzarsi ad arrivare su questo pallone difficilissimo da raccogliere. Rimessa per il Tonara, può però avanzare il baricentro del Barisardo in pressione su questa falla laterale. Testa a battere. Fallo e calcio di punizione per il Tonara. Recano. Palla lunga, cercare Melis. Chiuso da Milone. Recupera comunque palla de Murru. Manca. Ducuré. Palla all'indietro per Sanna, pressione da parte di Ortiz, finta di Sanna che riesce poi a saltare il 9, rilanciare male perché recupera Aimi. Ruggiu fa sbattere il pallone su Ducuré e si guadagna la rimessa che andrà a battere con calma Fanni. Fanni, palla in mezzo col sinistro, ha messo fuori Recano e poi in calcio d'angolo una spedita Anziani. Quinto calcio d'angolo di questo primo tempo a favore del Barisardo contro l'unico quello del Tonara. Ortiz della bandierina, secondo palo, testa di Diaz e poi Mussa, alla fine è fallo in attacco. Cosa ha tolto Mussa però sul colpo di testa di Diaz che poteva essere spedito in rete? Alla fine si è fatto male sia Sanna che Mussa, rimangono a terra tutti e due. Che occasione qui per il Barisardo. 5 minuti più recupero alla fine di questo primo tempo, 2-0 il risultato. Ricordiamo le reti arrivate al 17esimo, calcio di rigore trasformato da Ortiz, e poi al 28esimo Aimi. Il 2-0 del Barisardo. Entra in campo lo staff medico, Mussa rimane comunque a terra, viene richiamato solo quello del Tonara. Viene poi rialzato e aiutato da qualche compagno. Gioco che si ferma, dunque ci sarà qualche minuto di recupero poi concesso dall'arbitro Niedu. Aggiornando poi anche il risultato d'Arborea, pareggiato 1-1. Una formazione prima in classifica, dunque -2 il Barisardo dall'Arborea in questo momento. Si rialza Sanna, essendo il portiere ovviamente non deve uscire dal campo, rimane invece a terra Mussa solo per un attimo. Fischio dell'arbitro, si riprende a giocare dopo 2 minuti di interruzione. Recano, De Murtas, Anziani, testa,
Attaccato da Mabò, testa cade senza fallo, recupera la palla e Barisardo. Mussa, Milone. Mabò rischia di perdere palla, alla fine è bravo con il corpo a difendere. Cocanzo, berrù giù. Ancora per Cocanzo. Milone. Mabò. È l'1-2 col 3. È rischioso questo pallone di Milone per Diaz. Arriva comunque a destinazione. Fanni. Pallone che gira dalle parti di Doumbouya. Milone. Mabò. Diaz si accentra, riesce a superare 2 avversari, manca De Murtas e poi serve Milone. Ortiz. Ruggiù. Cade e recupera palla Mameli. Col sinistro, lungo a cercare Melis. Non ci sono opzioni per il Tonara, non riesce a gestire un vero possesso alla formazione ospite. Pochi palloni toccati in questo primo tempo. Mussa, ricevuto da Cocanzo. Milone. Mabò. Ortiz. Movimento di Mussa, cercato in questo momento. Palla alta, buono il controllo del numero 2. Attaccato da Sau, Yeboah. Mussa. Milone. Imbucata poi di Mabò verso Ruggiù. Non riuscita, recupera comunque Mussa. Milone. Ortiz. Riesce poi Aimi ad andare all'1-2 col 9. Recano, attaccato dal pressing di Mussa. Testa sinistra sbagliato, recupera Mussa in zona offensiva. Recano poi con il corpo è bravo a difendere. Non c'è stato un fallo su testa, rimane comunque a terra Mussa per la seconda volta nel giro di 5 minuti. 45esimo che è scoccato in questo momento. Rimessa laterale per il Barisardo, 2-0 il punteggio. Si riparte. Aimi con le mani. Non trovato Yeboah. Testa in fallo laterale. Cocanzo. La lascia direttamente a Diaz. Mussa. Non riesce a trovare Aimi. Occhio a testa che prega la palla a Diaz. Diaz è largo. C'è tempo per mettere il cross sul secondo palo nella zona di nessuno. Alla fine Fanni col sinistro. Esterno della rete con deviazione, calcio d'angolo. Sesto calcio d'angolo di questo primo tempo per il Barisardo. Ortiz, ancora lui dalla bandierina. Pallone sul secondo palo a voto Mussa. Destro alto di Diaz. Rimessa dal fondo. Già battuta. Recano. Testa. Anziani. Centrale per Melis, non fa movimento, recupera Milone, fischia l'arbitro. 2-0 al termine del primo tempo. Le reti di Ortiz e di Aimi portano in doppio vantaggio al Barisardo. Noi ci prendiamo una pausa e poi torneremo. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear.
avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. A Bosa, scenario di assoluta e indimenticabile bellezza, dal 1978 l'Hotel Al Gabbiano, struttura di tradizione e conduzione familiare, è pronta ad accogliervi per le vostre vacanze all'insegna del relax e del mangiar bene. L'hotel offre ben 43 unità abitative, tra le quali 35 stanze ristrutturate di recente, tutte con aria condizionata, TV, frigo bar e servizio wifi. A meno di 100 metri dal mare, con ristorante, pizzeria e area bimbi sempre a vostra disposizione. La struttura, con i suoi servizi di noleggio gommoni, biciclette, quad e scooter, rappresenta una scelta irrinunciabile per famiglie e giovani coppie. Hotel Al Gabbiano, fai spiccare il volo alle tue vacanze in Sardegna. Ben ritrovati amici di Directa Sport, in diretta dal campo comunale di Barisardo per seguire il secondo tempo del match fra Barisardo e Tonara, risultato che si è chiuso per 2-0 nei primi 45 minuti. Le reti sono arrivate al 17esimo su calcio di rigore trasformato da Ortiz e al 28esimo con un sinistro potentissimo da parte di Aimi. Ricordiamo gli arbitri della sezione di Sassari, che sono Niedu e gli assistenti Solinas e Novelli. Andiamo a ripetere quelle che sono le formazioni, non è cambiato niente in panchina. Partiamo dalla formazione di casa, il Barisardo, con la numero 1 Dumbuya Sherif, con la numero 7 Joseph Denis Yeboah, con la numero 3 Milone Gennaro, con la numero 5 Mabo Madu, con la numero 4 Dias Bragadavi, con la numero 14 Fanni Michele, con la numero 10 Ruggiu, con la numero 9 Ortiz,
con la numero 6 Cocanzo e con la numero 10, con la numero 11, chiedo scusa, Aimi. Intanto è iniziato il secondo tempo con un fallo poi subito ai danni di Testa. Andiamo dall'altra parte, sponda rosso-nera, il Tonara. Non cambia anche qui niente, con la numero 1 Sanna Sandro, con la numero 8 Anziani, con la numero 3 Recano, con la numero 13 Murru, con la numero 26 De Murtas, con la numero 5 Ducure, con la numero 6 Testa, con la numero 21 Melis, con la numero 9 Manca e il numero 44 Sau. Palla in mezzo, anche con la numero 7 Mameli. Possesso per il Barisardo, che è rientrato in campo dopo un bellissimo primo tempo sul 2-0. Ortiz gestisce a centrocampo, Diaz, Mabou, pallone in verticale, Aimi con la punta a cercare la corsa di Ortiz, palla troppo lunga, viene raccolta poi da Sanna. Tocca ora al Barisardo attaccare da destra verso sinistra, viceversa per il Tonara, che perde questo pallone recuperato da Milone. Cocanzo, palla indietro, Dumbuya, Roggio di testa, la palla non è uscita, viene però recuperata da De Murtas, ha chiuso Aimi in fallo laterale. Ducure, Anziani, perde il pallone, Ortiz, dentro l'imbucata per Yeboah, in area di rigore contro Testa, Yeboah spalle alla porta, riesce a girarsi, può scaricare l'indietro verso Mussa, attaccato da Sau, Ortiz, Mabou, 1-2 con Aimi, Mabou, calcia Ducure con la schiena, Manca, Melis, 1-2, può correre Manca, anticipo di Milone, bravissimo ad allontanare nella zona di Ducure. De Murtas gira il pallone verso Recano, Testa chiuso da Yeboah, Recano, Sanna, Ducure, palla centrale, De Murtas deve uscire dal pressing il Tonare, lo fa bene, Mameli, De Murtas a terra è rimasto però Recano e allora si ferma il gioco. 4 minuti sul cronometro, il risultato è sempre di 2-0 tra Barisardo e Tonara. Entra lo staff medico della formazione ospite per accertarsi ovviamente delle condizioni di Recano, che deve andare contro un problema, scontrare con un problema muscolare. Dunque gioco che si interrompe con il secondo tempo che è iniziato anche ad Arborea. Ricordiamo che in questo momento è a -2 dal primo posto. Uscirà Recano dal campo, vediamo anche al posto di chi, al posto del numero 24 Pisaniello. Esce Recano, entra Pisaniello al suo posto. Primo cambio della Tonara al 5° minuto di gioco del secondo tempo. Rimessa che andrà restituita da Roggio verso Sanna, gesto dunque di fair play. Testa, Sau, Pisaniello, appena entrato già sbaglia.
Per il parte uscito numero 3 Recano e entrato numero 24 Pisaniello. Yeboah con le mani, palla all'indietro, Mussa, Mabo, Diaz, Milone, rigira il pallone verso Diaz, destro lungo, Yeboah, chiuso da Sau, ora Yeboah, salta Sau, poi subisce fallo, viene richiamato dal secondo assistente, l'arbitro Niedu, calcio di punizione, quasi da posizione di calcio d'angolo per il Barisardo. Arriva Ruggio sul pallone che andrà a mettere in mezzo per le torri che salgono, Diaz, Milone, Mussa, Mabo, Cocanzo e Ortiz all'interno dell'area di rigore. Al limite c'è Aimi sulla lunetta, Ruggio col sinistro, De Murtas che va a marcare il numero 11, ultimo uomo Yeboah insieme a Fanni. Fischia l'arbitro, va Ruggio col sinistro, primo palo, passa il pallone, non lo colpisce nessuno, rimessa dal fondo per il Tonara. 2-0 il punteggio al 7° minuto di gioco del secondo tempo. Le reti che sono state segnate nei primi 45 minuti, arrivano i primi movimenti dalla panchina della Barisardo. Possesso gestito in questo momento da Doucouré, si alza però il pressing della formazione di casa, manca Fanni di strappare il pallone, stessa cosa fa Murru, interviene poi Mameli che in un primo momento riesce a recuperare il possesso, poi alla fine la sfera è al comando del Barisardo con Yeboah subito in avanti a cercare Mussa, Pisaniello di testa, la mette in calcio d'angolo, primo del secondo tempo e primo a favore del Barisardo. Ruggio dalla bandierina, solita posizione, col sinistro a rientrare e i soliti 6 a saltare. Va Ruggio, primo palo, esterno della rete. Poteva fare meglio qui il numero 10 del Barisardo. Sanna con la rimessa. Testa, Sau, Pisaniello, chiuso da Cocanzo, rimessa laterale per il Tonara. Sau con le mani, si è spostato come terzino dopo l'uscita dal campo di Recano, Testa invece è passato in posizione da difensore centrale, Pisaniello come mezzala, Murru, Pisaniello, prima di lui Yeboah che torna all'indietro da Milone, Doumbouya, Milone, Mussa, palla centrale, Mabo, buona la giocata di Mabo, non però il pallone in verticale per il suo compagno Ortiz, recupera De Murtas, Mameli sulla destra, chiuso da Aimi, rimessa a favore del Tonara che deve assolutamente reagire a questo doppio svantaggio nel corso del primo tempo. Non si è ancora avvicinato una volta dalle parti del portiere Doumbouya, si guadagna però questo calcio d'angolo, il secondo del primo tempo, il primo a favore del Tonara. De Murtas, come è successo nel primo tempo, dalla bandierina.
Vademurtas nel cuore dell'area di rigore ha messo fuori Cocanzo, poi Mussa contro Doucouré, vince il numero 5. Occhio perché Doucouré è già ammonito. Forse ci poteva stare il giallo per ripartenza, ma alla fine l'arbitro ha deciso di non sanzionare l'intervento di Doucouré ai danni di Mussa, che rimane a terra. Doucouré è stato ammonito al 16° minuto e con quel fallo ha concesso il calcio di rigore poi trasformato da Ortiz un minuto dopo, regalando così il vantaggio momentaneo, perché poi ha raddoppiato al 28° Aimi e siamo dunque 2-0. 12 minuti sul cronometro. È stata rimessa in moto la sfera. Cocanzo, Milone e poi Diaz. Mabo non riesce ad alpinare questo pallone, allora Pisaniello davanti Melis, 1 contro 1 con il difensore. Melis perde il pallone, poi si lamenta e alla fine riesce ad evitare il calcio d'angolo Doumbouya, rifugiandosi in rimessa laterale in zona d'attacco. Si avvicina anche Sau a protestare verso l'arbitro, che fa il colloquio con Melis. Si era lamentato forse di un tocco con il braccio da parte di Milone, così non è stato, però il Tonara decide comunque di protestare addirittura dalla panchina. Rosso non si è capito per chi, forse l'allenatore Cadeddu Roberto del Tonara dovrà abbandonare il campo di gioco, o perlomeno la panchina, perché è lui l'allenatore del Tonara. Si lamenta ancora Cadeddu nei confronti di Niedu e soprattutto di Novelli. Si blocca dunque il gioco quando siamo giunti al 13° minuto, scoccato in questo momento. Deve accelerare comunque i tempi il Tonara. Cadeddu è stato espulso dalla panchina. Ancora non è uscito dal campo. Lo fa proprio in questo momento. Un Tonara molto nervoso. Anche perché ha gestito bene poi un primo tempo in zona difensiva, concedendo un tiro verso la porta, l'unico, trasformato poi da Aimi al 28°. Si aspetta l'uscita dal campo di Cadeddu Roberto, l'allenatore del Tonara, espulso pochi minuti fa, per poi riprendere a giocare sul terreno di gioco. La rimessa laterale è concessa sulle mani di Sau. Si riprende Sau con le mani. Melis passa il pallone, la mette fuori, ma ancora una volta in rimessa, sempre nello stesso punto. Sau con le mani, cercare Anziani, ancora Sau, questa volta all'indietro, testa, ancora Sau, non trova Pisaniello. Cocanzo chiude,
cade Ortiz, scivola e allora De Murtas. Mameli, sinistro lungo nella zona di nessuno, non ha fatto movimento Sau e allora recupera Dumbuya. Milone, Mussa, Milone, Diaz, Dumbuya, attaccato da Melis, Mabo, Milone, Mussa, palla in avanti a cercare Yeboah, chiuso bene da testa. Ruggiu, sopra De Murtas, Ruggiu in area di rigore, Ruggiu cerca spazio, non lo trova, chiuso da Mameli, allora torna fuori da Fanni che la mette in mezzo col sinistro, secondo palo, non arriva Mussa, pallone troppo lungo, c'è un cambio nelle file della formazione di casa, intanto ovviamente rimessa dal fondo per il Tonara, esce con la numero 5 Mabo ed entra con la numero 15 Haro. Il Parisardo scende con 5 Mabo Manasse, entra il numero 15 Enzo Zanettini. E intanto il risultato che viene aggiornato in live, 2-1 per la Borea che sale a quota 18, quindi si aggiorna anche la classifica. 14 punti per il Barisardo in questo momento, 18 per l'Arborea. Tienila. Ruggiu, Aimi lascia passare per Ortiz, arriva però Ducure per primo. Anziani ha perso il pallone. Mussa, ancora Mussa in area di rigore, trova spazio, poi si ferma. Zanettini, Mussa in mezzo, chiude Sau, rimessa. Palla lunga di Yeboah, testa in calcio d'angolo, secondo per il Barisardo, terzo totale. Ruggiu dalla bandierina, i soliti a saltare. Va Ruggiu, la testa di Mussa, anticipato da Sanna, si torna da Ruggiu, non si alza la bandierina, 1 contro 1, Ruggiu in area di rigore, la rimette per la testa di Diaz, al secondo tentativo riesce a segnare 3-0, risultato di questo match, segnato con la numero 4 Diaz. David Braga. È stato molto bravo qua Diaz sul secondo tentativo di Ruggiu, secondo tentativo di cross. Ricordiamo che nel primo tempo ci ha provato con l'opposizione da parte di Mussa, più o meno verso la fine del primo tempo. Questa volta con la testa è bravo a girarla sul secondo palo e a trovare il gol del 3-0. Si fa difficile invece per il Tonara, che non era partito comunque benissimo in questo secondo tempo, però è riuscito anche ad arrivare dalle parti di Dumbuya. Testa, Anziani, Pisaniello, palla alta per Melis,
chiuso da Diaz in rimessa. Con le mani Sau. Buona la chiusura qui da parte di Milone, che poi va al rilancio dalle parti di Ortiz. Ducure in chiusura, Sanna all'indietro, Mameli attaccato da Roggio, viene richiamato l'uomo e poi alla fine manca, non riesce ad arrivare sul pallone. Prima di lui Diaz, buono il numero sul 9. Zanettini, Milone, Zanettini, ancora l'1-2 col 3. Perché mio marito è sconsolato? Fanni, Zanettini, Ortiz, Aimi, Zanettini, ancora l'11. Movimento di Ruggio che supera Mameli. Ruggio, area di rigore, palla dietro per Yeboah che non ci arriva, e poi Sanna ad anticipare Mussa e a servire De Murtas. Sau, palla lunga col sinistro a cercare Melis, la testa di Milone, poi quella di Zanettini. Alla fine Diaz perde quasi palla rischiando sul 21. Zanettini perde questa volta palla. Melis contro Diaz, migliore in campo in questo momento, e si vede non solo per il gol, anche per la fase difensiva. Riesce a tenere le pallone in campo. Poi Ruggio, Fanni passa in mezzo a 2, non in mezzo a 3, perché viene attaccato poi da Pisaniello, che commette fallo, calcio di punizione che permette al Barisardo di poter gestire un possesso che fino ad ora è stato molto lungo. Fanni lungo, ha recuperato posizione, poi Sanno raccogliendo la sfera. Rilancio, Zanettini all'indietro per Milone. Mussa passa in mezzo a 2, Mussa benissimo, chiama palla Yeboah, servito in questo momento. Yeboah in area, Yeboah sterza, Yeboah non calcia, adesso sì, chiuso da Sau, poi col sinistro la parata bellissima da parte di Sanna che mette in calcio d'angolo. Undici calci d'angolo in questo match ed è il terzo a favore del Barisardo in questo secondo tempo. Ortiz dalla bandierina. Cambio. Esce Aimi con la numero 11. Al suo posto entra con la numero 21 Muggiano, classe 96, pallone sul secondo palo, Ducure di testa, poi Sanna ad allungare in fallo laterale. Diaz riesce a conquistarselo. È entrato il numero 21 Muggiano. Rimessa in zona d'attacco per il Barisardo con Mussa. Cambio fallo. Sau con le mani. De Murtas. Sau commette fallo Cocanzo e allora punizione che andrà a battere testa.
Eppure sarebbe bello da Safra. A che? A Peppa. Già l'ho visto, la rastafatore del Safra. Testa lungo. Prima di Cocanzo Mussa. Ducuré. Pisaniello. Muggiano. Posto di Aimi, intanto numero 21. Muggiano. Azione personale. Poi allarga nella zona di Mussa. Senza aver trovato spazio. Yeboah. 1 contro 1 con Sau. Yeboah passa in area di rigore. Yeboah. Palla all'indietro per il tiro. Altissimo da parte di Zanettini. Con deviazione secondo l'arbitro. Altro cambio nelle file della formazione di casa. Calcio d'angolo numero 4 in questo secondo tempo per il Barisardo. Terzo cambio che arriva in questo momento ed esce con il numero 10 Ruggiu e con la numero 13 entra Daniele Muceli, classe 1997. No, chiedo scusa, è entrato Deiana, classe 2003, numero 17. Deiana al posto di Ruggiu. Ortiz della bandierina. Secondo palo. La testa e la parata di Sanna, sempre Diaz a colpire il pallone. Poi fallo da parte di Deiana su Sau che rimane a terra, colpo alla testa, dunque l'arbitro richiama subito l'intervento dello staff medico del Tonara. Il numero 10 Ruccio è entrato il numero 17 Francesco Noi. Emanuele Luca. Francesco Emanuele. Bene, il padre. Si rialza dunque. Sanna va a lungo. Mussa di testa. Yeboah, palla bellissima per Ortiz, arriva però in anticipo Ducuré con una posizione irregolare da parte del numero 9 del Barisardo. Testa. Pisaniello. Sau. Ha chiuso in fallo laterale. Muggiano. Lui. Ortiz. Lascia passare per nessuno. Poi male Melis. Anzi Anziani, scusate. Mussa. Passa con un rimpallo vinto. Mussa all'indietro. Yeboah centrale. Parasan. Ducuré chiama palla manca, servito in questo momento, c'è anche Mameli all'indietro, Fanni chiude senza però trovare Zanettini. Sanna, Ducuré, De Multas, Mameli, passa ma non con Fanni, bensì con Zanettini. Sempre Mameli alla rimessa laterale. Manca. Non passa in mezzo a due. Alla fine Melis ha chiuso in rimessa. Fallo laterale per il Barisardo. Fanni con le mani. Gira il pallone all'indietro per Diaz.
Lungo o profondo per Mussa, c'è tanto spazio, Mussa si ferma e ritorna all'indietro dalle parti di Milo. Mussa recupera palla Anziani, chiuso poi da Cosanzo. Fallo laterale, quarto cambio. Per la formazione di casa esce Yeboah ed entra Muceli. Ho visto una maugia di capelli. Infatti ha detto solo quella, perché sono maugia di capelli neri. No, ma non vieni qua. Diaz, Asilo nido. Zanettini, Ortiz, ancora Zanettini, chiuso da Mameli. Yeboah è entrato il numero è uscito il numero 7, Yeboah è entrato il numero 13, Muccelli. Sbaglia San, il tocco per Ducuré, rimessa regalata in zona d'attacco al Barisardo. Zanettini raccoglie la sfera, ma è rimasto a terra Ortiz. Passa da mezz'oretta che ci tieni da pure sta 5 minuti a fare. Dai, mancano 10 minuti, se no passa qua lentamente, no? Che esco fuori. Ultimo cambio, Sì, esce proprio con la numero 9 Ortiz ma molto ci ed entra con la numero 16 Tunzelé. Rimessa dunque per il Barisardo, 33 minuti sul cronometro, 3-0 per la formazione di casa, pallone che viene restituito al Tonara. Fanni di testa. Muceli, Diaz, Milone. Il neo entrato Tunzelé allarga poi Zanettini nella zona di Mussa. Muceli in sua posizione, palla in mezzo per la testa anticipata da Mameli, ci aveva provato lui. Alla fine De Murtas. Cercato Anziani, un pallone in avanti per Melis, ha recuperato però Diaz. Bene la posizione. Cocanzo, Muceli, Diaz. Palla lunga, perso il neoentrato Tunzelé. Alla fine Mussa non riesce a tenere il pallone in campo, regala la rimessa a Sau. Cambio. Dopo Pisaniello è pronto anche ad entrare Zedda al posto di Murru. Cambio effettuato in questo momento. Si riprende a giocare. Sau.
Ducuré, Mameli, Manca. Per Tonara esce il numero 13 Morro e per il numero 18 Zedna. Manca in avanti a cercare Melis, regala comunque il possesso al Barisardo che meritava comunque la rimessa dopo l'ultimo tocco del numero 9. Diaz, palla lunga, Tuzzelé, controtesta, Tuzzelé all'1 contro 1, torna indietro, Mussa, lui, bucata, Tuzzelé non riesce a trovare il compagno, allora recupera testa, alla fine gli strappa dai piedi il pallone Tuzzelé, poi Mussa, ancora dal 16 non riesce però a trovare il compagno, tanti errori al centrocampo, Mameli, anzi Pisaniello è stato a recuperare il pallone solo per un attimo. Diaz riparte da dietro con Milone che fa dalle parti del proprio portiere Dumbuya. Diaz, Milone, palla lunga verso Zanettini, la testa di Mameli, poi De Murtas, Manca, 1-2 col 26, arriva Zanettini velocissimo da dietro con un fallo fischiato dall'arbitro, calcio di punizione per il Tonara. Se ne incarica Mameli. Poi tocca De Murtas per Ducuré, testa, Sau, De Murtas, male per testa, recupera palla, poi Cocanzo al limite dell'area di rigore, cade a terra, Mussa palla in mezzo, alla fine De Murtas verso il proprio portiere, non è considerato come retropassaggio, alla fine Sanna spedisce il pallone in fallo laterale perché a terra è andato Cocanzo, che si rialza, nessun problema per lui, è rimasto però anche a terra il numero 6, testa. Dunque entra lo staff medico del Tonara, si interrompe il gioco quando mancano 8 minuti più recupero alla fine di questo match, 3-0 il punteggio. A favore del Barisardo. Una badante, meglio un badante. Aggiornando poi anche il risultato d'Arborea che era passato in svantaggio di 1-0 contro il Posada, ha però poi ribaltato il risultato vincendo ora 4-1, a meno -4 rimane comunque il Barisardo dal primo posto in classifica, 0 punti invece per il Tonara con sole sconfitte. Mussa, Milone, palla alta, Nocelli, Diaz, ancora per Daniele Buccelli, ha cercato Muggiano il numero 16, poi a terra di nuovo un giocatore del Tonara, questa volta Sau. Si ferma un'altra volta il gioco, Sau si rialza. Noi siamo partiti prima. Ma io sono Altro cambio quindi nelle file della formazione ospite, c'è il Tonara, maglia rosso-nera, come vedete dalla grafica sta attaccando da sinistra verso destra, viceversa invece il Barisardo in maglia bianco-celeste. Esce Sau ed entra con la numero 14, Lorenzo Murro.
Si riprende a giocare. Moccieri con le mani. Tunzele ha colpito il pallone di testa allungato verso Mussa. Alla fine ci arriva prima di lui il portiere Sandra Sanna. Doucouré. Mameli. Zedda avanti per anziani. Melis. 1 contro 1. Dias è bravissimo a chiuderlo. Muccieli. Dai. Veicolare uscito numero 94 Sauro, tratto numero 14 Fallo. Lorenzo Lugo. Fallo da parte di Zed. Allora calcio di punizione già battuto dal Barisardo. Fanni. Palla in mezzo. Cercare Tuanzele. Alla fine Muggiano in area di rigore, cerca spazio Muggiano. Para Sanna. Calcio d'angolo. Quinto di questo secondo tempo a favore del Barisardo. Sono stati 2 invece calci d'angolo per il Tonara, uno nel primo tempo e uno nel secondo, battuti tutte e 2 da De Murtas. Questa volta non c'è Urtiz. Bensì Zanettini a battere dalla bandierina. Va il 15 sul secondo palo, testa di Dias e poi sul secondo palo Milone, fuori gioco, la bandierina dell'assistente nega il 4-0 del Barisardo. Si riparte allora con calcio di punizione già battuto da parte del Tonara. Doucouré, Sanna, De Murtas. 3 minuti più recupero. Occhio qui, recupera palla Zanettini, cerca spazio, Loi all'indietro, Fanni ha un buon mancino per metterla in mezzo, decide di andare da Muggiano che calcia verso i pali di Sanna senza ovviamente trovarlo. Muccieli attaccato da Manca che ha scambiato poi la posizione con Anziani. Mussa recupera il pallone all'indietro per Dias, supera in un primo momento l'avversario, poi perde il pallone. Melis in anticipo, Mussa bravissimo a servire Milone, chiama palla Fanni sulla sinistra. Lui si gira dopo la pressione da parte di Zed, alla fine Tuanzele perde palla su testa, stessa cosa la fa il numero 6 del Tonara. Gamba alta di Cocanzo, calcio di punizione concesso al Tonara. De Murtas se ne incarica e vuole lanciare veloce verso Melis contro Dias. Melis passa sul 4, Melis in aria, Melis prova a riaprirla il Tonara. 3-1. Quarto gol in questa stagione su 6 giornate per Francesco Melis. 3-1. E adesso mancano 2 minuti più un lungo recupero. Può prendere fiducia il Tonara. Fanni, Milone, Loi, Mussa arriva velocissimo in sovrapposizione Muccieli. Mussa va da lui con l'esterno, trova testa. Alla fine Mameli non riesce ad arrivare sul pallone servito da De Murtas. Allora rimessa che andrà a battere Fanni con le mani. Muggiano 1 contro 1 con De Murtas, non passa a Muggiano, rimane comunque in attacco il Barisardo. Fanni, Coccanzo per Mussa, area di rigore, Mussa
cerca spazio, Testa non glielo concede, Mussa calcia alto, è sbilanciato soprattutto durante la conclusione con il piede destro. Pallone che termina dunque alto sopra la traversa e rimessa dal fondo per il portiere maglia numero 1 Sanna Sando. Doucouré, Mameli, ancora Doucouré, sempre per Mameli, deve correre anche qualche rischio in questo momento il Tonara. Palla in avanti per Melis, chiuso da Diaz che sembrava cercare l'uomo e non pallone. Alla fine recupera Sanna all'indietro. De Murtas, Doucouré, manca, appoggio sbagliato per Mameli, si lamenta anche il 7, chiede scusa invece il 9. Fanni con le mani, è passato il primo minuto di recupero. Pisaniello allontana di testa Coccanzo, poi Melis per Manca, posizione regolare, però il pallone è troppo lungo. Doumbouya a raccoglierlo il più lontano possibile. Milone, Fanni, sinistro alto, ha chiuso Doucouré, poi De Murtas di testa, Mameli, interviene Loi, riesce comunque a servire Zanettini che passa in mezzo a due con un fallo, calcio di punizione, si lamenta anche Zedda. Pochi gialli, anzi solo uno per Doucouré sul colpo di mano nel primo tempo. Arriva il secondo giallo, ecco, l'abbiamo chiamato. Monito Murro. Finisce così 3-0, anzi 3-1, chiedo scusa, per il Barisardo. Noi vi ringraziamo per averci seguito dal campo comunale di Barisardo. Un saluto da Daniele Floris e dalle immagini di Andrea Fares. Grazie.